Buonasera a tutti ragazzi, alla fine non ha piovuto, quindi è inutile, però in ricompenso si sta più fresco, quindi magari su questo siamo stati più fortunati, quindi è uscito un po' di vento e non dico che si sta bene bene bene, ma si sta più fresco. Eccola qua ragazzi, dopo tanto tempo è ritornata la luna, quindi mezzaluna spione, anche se è un piccolo, diciamo, pezzettino alla fine, uno spicchio, però finalmente dopo tanto tempo è uscita, quindi non sa ne rubato. Quindi con l'ingrandimento si vede un po' meglio, eccola qua. Quindi anche se è giorno però già si vede abbastanza bene, anche se un altro po' diciamo è notte. Quindi oh, no, fra, a casa sta buona la verità, oh, fra. No, no, ti dico la verità, fra, ci sta un bel vento, guarda. Guarda i panni come si muovono, eccolo qua. Ci sta un bel vento e si sta fresca, la verità. E non è piovuto, eh. Quindi diciamo che sta buona stasera, la verità. Oh, grazie, buonasera. No, la verità, fra, mo meraviglia. È uscito un po' di vento e si sta buona, la verità. Cioè, stasera si stai a bascio, ma pure a casa, si stai fuori la finestra, si sta buona, la verità, perlomeno Cassalierna, sì. Però non è piovuto, io pensavo che pioveva, stavano che le nuvole, guarda, non c'è sta niente più, no. È uscito pure la luna, quindi. Però ovviamente ci sta, la verità. È ventilato, forse perciò non si sente tanto cavolo. Quindi a serata perlomeno abbiamo apparato, va. Sì, grazie. Io personalmente, perlomeno a Salerno, ci sta un pochino ventariello che non dico che fa freddo perché è impossibile, però si respiri, eh. E oggi visto, fra, mi stanno facendo le sfogliatelle pesanti. Ma oggi visto, mo, poco fa mi hanno detto certi vogliono che stevano a bascia, che stanno facendo i verbali pesanti, per 1000 euro mi pare, più o meno. Quindi, mo, o ti metti la mascherina o ti buffano i 1000 euro qua. Secondo me tra non molto uscirà sta legge che devi avere la mascherina anche in strada. Vedi, non solo nei negozi, ma anche diciamo nella strada. Quindi mi sa che ce la mettere pure quando stiamo a bascio normalmente. Se no qua ci fravano. Mi ricordo mio fratello e mia mamma l'hanno presa la multa, ti ricordi? Quindi a Baronessi, quindi sta mise male in capo. Però si chiama, metti, chiama, tipo. Vabbè, che comunque a finale maggi mise una mascherina comunque. Possacci, grazie, però e ne ha cominciato certi sfogliatelli qua, già sta camminando la voce, che stanno facendo verbali proprio a go go, quindi a sta corta a finale. Quindi perlomeno a Salerno già stanno, perlomeno qua già stanno dicendo che si deve mettere, quindi secondo me la meglio cosa è se la mette, se no va a finire che ti fa una tarantella per vigile urbano per la polizia a finale. A finale da fu verbale, buonanotte. Tanto pure mio fratello e mia mamma, ti ricordi? È inutile fare casino, tanto la multa te la fanno lo stesso. Non si può fare niente. L'ordinanza è quella là, quindi è inutile. Secondo me, dopo queste sfogliatelle di oggi, secondo me da domani parecchi già si mettono la maschera. Ma una parte è buona e una parte è malamente, però si a me chiappa 1000 euro di verbale, tanto vale a te mettere sta cosa. E certo, per sto cavolo, però chi mi fa? Che sta passa? La verità voglio stasera, me l'aspettavo da stiva così buono. Sì, sì, stasera si vede buono comunque, il mare, la nuvola, pure la luna è asciutta, ah, che no. Sì, sì, stasera. Ah, rimane a Sant'Anna, quindi stanotte sta la processione che allora. Sai perché qua c'è sta una chiesa un po' più avanti che esce la Madonna alle 4 del mattino e fanno la processione. Poi non lo so, può darsi pure che a causa di questa epidemia non si fa, eh. Non lo so, perché il parroco qua disse che i santi non escono, quindi forse no.
Mi ricordo che negli anni scorsi alle 4 del mattino la chiesa apre e fa a causa di questa pandemia, diciamo. Eh sì, grazie, sicuramente credo che non la fanno perché di solito ogni anno si fa. Noi andavamo a piedi quando ero ragazzo, più o meno, andavamo a piedi da qua, più o meno sono 4 km a piedi a questa chiesa e poi si faceva la processione, quindi alle 4 di mattina apriva la chiesa e poi si faceva la processione. Tagiritte, però allora secondo me manco a casa, sta a chiesa di Sant'Anna, qua secondo me faranno una cosa a livello di messa dentro la chiesa e basta, niente di più. Gli altri anni cammina per tutto il paese la Madonna. Sì, sì, grazie. Qua a Pellezzano ci sta la chiesa di Sant'Anna, esce la Madonna e fa il giro del paese, diciamo, a Pellezzano. E poi alle 8 rientra in chiesa, quindi 4 ore cammina diciamo, per il paese, quindi poi si fermano, come sai, fanno le tappe, si fermano, si riposano e ripartono. E alle 8 rientra in chiesa, però mi sa che non credo che la fanno. E di solito chi abita diciamo, nei paraggi va a piedi a Madonna di Sant'Anna, diciamo così. Quindi anche perché sono 4 km a finale. Eh, tieni ragione. Mo te lo ragione, fra, ma hai riscontrato proprio, tu giuro, mi hai fatto venire a mente tu, quindi e non hai rimane allora. Hai ragione perfettamente. Secondo me, sì, sì, quelli che portano i santi, sì, sì, al finale sì, pure qua. Si fermano, poi ripartono, si fermano, ripartono, fanno sempre così. Però non credo ragazzi che stavolta lo faranno, quindi diciamo che è quasi impossibile, però diciamo che gli altri anni ci siamo andati, però quest'anno secondo me non la fanno, quindi ragazzi stasera si sta bene, la verità. Ma guarda, è parecchio che no, no, in queste sere in qualche diretta è entrata, secondo me era lei, quindi poi non lo so se era lei oppure no, però è entrato un nome particolare, quindi mi sa che era la signora, poi non lo so, può darsi pure di no, eh. Però sicuramente forse sì, eh. Non dico al 100%, ma al 70% forse sì, non lo so, è un'ipotesi, va. Però di solito quando esce un nome nuovo, sei scordato secondo te, grazie? Secondo me no. Guarda, mo stanno 10, ma quasi aperta la porta, è aperta la porta, mo, fra, no? Adesso è aperta, non sta chiusa. Sai perché? A volte la chiudo la porta se ci sta la TV accesa, no? Dopo incominciano il copyright della musica della TV, quindi su YouTube danno fastidio, perciò chiudo la porta. Ma la TV sta spenta, quindi posso rimanere aperta, ma per questo chiudo la porta, non per altro. Perché se si sente una voce oppure una cosa in cui sul video, mo, ti bloccano il video perché dicono che si stava la musica di sottofondo della TV, sa? Un casino, fra. Anche se adesso passa qualcuno con l'auto e ci sta una canzone, faccio un esempio, no? Dopo mi esce sotto al video questa canzone è di proprietà di questo tizio, dai. Quindi è un casino. Quindi perciò chiudo la porta fino a non fa sentire alla TV perché dopo dicono che violo i diritti d'autore. Quindi ecco perché quando faccio la diretta chiudo la porta perché se no dopo si registra la voce della TV e dopo questi mi mandano la notifica dicendo che quell'audio appartiene a Mediaset oppure alla Rai, queste cose così. Un casino, però, anche se si sente in lontananza. Sì, sì, fra, si vede proprio bello, ma. Cioè, si vede la nuvole, il mare e sta pure la luna stasera. Una bella inquadratura. Del mare, si vede un po' della costiera a destra. Diciamo che se non ci fosse questa montagna qua, fra, si vedrebbe Vietri e diciamo la costiera amalfitana, diciamo la curva, diciamo. Eh sì, grazie, tanta legge. A volte pure se si passa un'auto, no? E c'è una musica tipo di quelle che adesso si portano.
ti arriva la cosa che nel tuo video c'è una musica che il proprietario ha fatto il ricorso, un casino, anche, vedi, mo sto facendo una diretta, no? Può capitare che passa qua. Sì, sì, è bello limpido, perciò si vede bene, sì, sì. Se no non si, di solito a volte il mare non si vede perché è afoso. Sì, fra, sinceramente io ho girato dappertutto, ma secondo me la Campania proprio è ma non perché uno ci abita, poi perché noi siamo di qua, però la Campania, la Sicilia, Calabria, il lato di Bari, diciamo queste regioni, poi specialmente a sud per il fatto anche del mangiare, poi pure in Calabria ci stanno posti che fanno invidia pure alle Seychelles, quindi anche perché non sono valutate, però ci stanno posti in Calabria che fanno paura, dove l'acqua veramente si può bere e la spiaggia è cristallina, però o turista dai sempre fuori perché a dai fuori, i Seychelles, i Mauritius, tutto la sfaccimera loro, però in Italia ci sta. Sì, sì, penso che forse starà mangiando avvocatello, boh, non lo so. Forse sta impegnata, oggi è sabato, quindi sicuramente sta impegnata ai fornelli. Quindi stasera di solito è pizza per tutti quanti a finale. Solo mi ci mangiato un merluzzi a insalata. Ma te lo giuro, ma come passa, fra, ma già fa una mangiata come ricchi? E quando mi danno la roba, fra, quando sto io a dieta, mo, gli amici mi hanno dato i muscardini, i pulp. E non mi potuto mangiare, faccio pure un video, tu, ma no, ci oggi cucinato e mangi mangiato. No, è uno sfregio questo proprio. Mamma mia. Lo tengo ancora in salute, fra, la verità. Insalata, mi ci mangio stasera, merluzzo scaurato e insalata. E che stiamo da proce, tu San Leonardo stiamo, ospitale. Ospitale non mangiato per gli mi sono convinto. Stasera la luna è comparsa, voglio. No, grazie. Ultimamente ti ricordi il dolore il lato destro? Al finale sono andato a fare sta visita al finale. Ho fatto l'ecografia. Il dottore mi ha messo a stecchetto. Ha detto, voglio che perde 30 kg. Come si è detto di perdere un chilo. Quindi devo farla per salute, quindi non per bellezza. Ma se no, voglio sta cicciottella. Quindi diciamo fegato ingrossato e leggermente grasso, quindi dobbiamo mangiare senza grassi e stiamo inguaiati, quindi fritture, tutto roba di mare, ragù, voglio manco parlare, guarda, è meglio, quindi mangiare pollo quindi, a tipo ospitale e verdure lesse, non ce la posso fare, voglio, solo a parlare mi sento male. Mi sono andato da mamma e stiamo facendo la pizza. Non ce la posso fare. Però devo dire la verità, ragazzi, mo era già, già 2 mesi che avevo questo fastidio al lato destro, non era pesante, però mi faceva non male male, ma ci stava. Quindi e questo è al finale è fegato ingrossato e grasso. Quindi dopo aver fatto l'ecografia e dit 6 mesi e fa a fame e perde 30 kg. Diciamo che mi ha trattato molto bene. Poi mi ricordo me è più pazzia me e subito ha detto 6 mesi a fa fame, scaurato. Quindi l'ha detto molto esplicito, diciamo. Ha detto io mangiavo lui. E ci va all'ospedale a lui. Quindi stiamo a 2 mesi, quindi mi mancano nati 4 mesi. Però stavo dicendo ho perso quasi 13 kg. Quindi diciamo che mi mancano altri 17 kg. E come faccio? Quindi diciamo 13 kg già sono tanti. Però io non ci vedo nati 17. È una festa, voglio, se tutto va bene, stiamo arruinati. Quindi secondo me, forse per dicembre ce la potremmo fare. Quindi è lungo fatto, voglio. Però ne capozzo scegliere.
Quindi o si fa, non è che teniamo un'alternativa. Quindi il dolore diciamo è calmato un po'. Sì, sì, grazie, ma io già l'ho detto a Natale, ma già scassa, già l'ho detto, la verità, Git, mo faccia la fame, faccia la dieta, tutte cose, poi Git, tutto a Natale poi già mangiare, magari o 24 o 25 o 31 o 1, e la befana poi, la lasagna a befana ce l'ho, però oramai sono già quasi 2 mesi, quindi diciamo non è che mi ci ho abituato, io la fame ce l'ho, però a me resiste. Quando mi viene fame, una mela, una frutta e buonanotte. Anche se devo dire la verità, la notte non riesco a dormire perché sinceramente voglio la fame e penso che lo sapete bene tutti, è una brutta bestia. Quindi diciamo che non è che uno soffre, però la notte è difficile prendere sonno se hai fame. Quindi facciamo mattina e mattina più o meno. La notte proprio lo stomaco fa brum 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 e quindi si fa sempre da... Ma dormo per la fame. Ma stasera ho mangiato merluzzo e insalata verde, ragazzi, proprio. Sembra un massimo. La verità sembra che non ho mangiato, dico la verità. Come sono io sembra che non ho cenato, vero? E ci mangiato. Che ma fa? Dai è così. Oh, incoronata, buonasera. Tutto a posto? Stasera qua si sta bene, incoronata, c'è un vento fresco. I finocchi mangia magnà, lascia stare, pericolo. No, non ci mi piace, però. Tutto a posto, sì, sì, stavamo parlando della dieta, ancora no. Ho detto che per mezzo del fegato un po' ingrossato devo stare a dieta e devo perdere 30 kg. Ho detto 13 l'ho perso, mi mancano altri 17, chi lo vuoi? No, no, qua si sta bene, la verità, è uscito un po' di vento e si sta fresco, la verità. Stasera secondo me si dorme bene, perlomeno qua a Salerno. Già a Napoli no, e a Caserta fa freschino, diciamo. Quindi da Francesco fa caldo, a Caserta no. Qua invece c'è un vento bello, come puoi vedere si vede pure il mare al finale, quindi si vede che non è afoso. Stasera si sta proprio la pata eterna. No, secondo me stasera posso fare a meno del ventilatore, a meno che se manca il vento, allora mi appicciare, però se rimane così posso fare a meno stasera. Quindi è meglio se rimane così perché un ventilatore al finale bottare a capre come righi. Al finale gira gira e sempre aria calda, invece stasera da fuori viene un venticello fresco, diciamo. Ma sì, grazie. Io oggi ho detto, mo viene a piove, stavano certi nuvoloni, proprio esagerato oggi. Ho fatto pure un video, una diretta, ho detto, mo piove. Mo piove, no, mo piove. A finale non è fatto niente. Mo stasera è uscito questo vento strano, fresco. Boh. Allora, certe volte dico che il clima è impazzito. Secondo me tengo ragione a volte i cambiamenti climatici, più chiari che questo si muore. Cioè oggi si moriva, mo no, fa caldo. Vabbè, tu sei amante del caldo, no? In corona, tanto per dire. Ma oggi faceva cavolo. Ma stasera improvvisamente è arrivato sto vento, boh. Strano, è strano perché a Napoli fa caldo, boh. Lo sai, ancora no. Dato un po' che è venuti, un altro mese di agosto e poi... No, qua non è fatto niente, grazie alla verità. Pensavo che pioveva e poi non è fatto manco niente. No, la verità ancora no, pare meglio quest'estate. Uno perché a mare non si può ir per sto pericoli da mischiare e cose. Poi, sinceramente, preferisco l'inverno. Perché mo puoi stare pure nudo, giri per casa con uno slip, ma fa cavolo. Invece tu a Vierne
ti mettono una maglia, ti mettono una cosa in cuore da tappare, ma mo che fai? Che fai? Ti leva la pelle a cuore, ti leva. Al finale, sinceramente, in estate non si può fare niente. Oggi stanno tutti pieni di paura, che dice ma arriva sto caldo africano, solo se ci manca stiamo a posto. Tutto quanto, ma sono sceso giù poco fa. Lo sacci, grazie, pure a me mi piace il mare, però il cover mi piace. Cioè, al finale io vado, diciamo, l'anno scorso sono andato sempre di notte a mare. No di notte, però tipo le 4 del pomeriggio fino alle 10. Quindi mi sono fatto sempre il bagno dalle 4 in poi. E ho fatto pure i video l'anno scorso, quindi quando non ci sta quel, diciamo, il caldo più esagerato è da mezzogiorno alle 3, va. Vabbè, sta a chi piace e chi no, sta pure mia cognata ad esempio che va tutti i giorni a mare, quindi gli piace andare a mare. A me, a me prima più mi piaceva andare a mare, ma non tanto. Diciamo mi piaceva fare una passeggiata, oppure andare di pomeriggio, sera. Ma ad esempio a quest'ora qua un bagno me lo farei volentieri, ma a quest'ora, ma mi metterei il costume e andrei a mare. Incoronate subito, caminetta, neve. Allora dovevi abitare in Finlandia, Polonia, in questi paesi qua, Russia. Se vai in questi paesi qua stai a posto, incoronata, pure in estate stai fresca. Quindi mo se vai, che ne so, vai in Polonia, mo vai a Zakopane, che è una località in alta montagna, a quest'ora stanno a 7-8 gradi, tanto per dire, ed estate pure là, una zona turistica. Quindi vai ad esempio a Rovaniemi, nella città di Babbo Natale, a quest'ora stanno tirate, ma 10 gradi, guarda, ma tirate. Quindi a quest'ora ci va ti veste normale. Sì, sì, francesi, al finale chi stanno, sì. Sono 2 anni che mi hanno bloccato in Italia a me. L'anno scorso il passaporto, ma quest'anno sto aia. Voglio dire l'anno prossimo che succede? Qualche asteroide con gli altri, sono convinto. Arriva qualche asteroide, ma non si può stare proprio, voglio. Speriamo che non succeda niente a settembre-ottobre, se no stiamo tutto un guaio. Arriva l'UFO, dice tu, francese, non arriva l'asteroide, un UFO direttamente. Arriva un extraterrestre. Facciamo come a Star Trek, teletrasportami. State zitto che UFO non ne vedi più, ne scompazza pure l'UFO, stanno in ferie secondo me. Ogni tanto mi metto a guardare qua fuori ma non vedo più nulla. Secondo me stanno in ferie pure loro. Però la serata voglio qua e alla fine del mondo, se sta bello fresco. Però secondo me domani sarà nata luna di fuoco, guarda qua, non ci stanno nuvole. No, ancora no, guarda, io sinceramente che la cometa là non l'ho vista neanche mezza volta. In queste sede, sempre per questo, manco la luna ho visto. Perlomeno da qua io non l'ho vista mai. Tutti quanti sta cometa ne ho viste, ma io non ci ho visto niente. Dice tu che ce ne schifate pure loro. Chissà arrivano qua, guardano la situazione, ci voglio, andiamo un giro. Ci vuole un mese in corona. No, secondo me tiene ragione, grazie. Chi si vede qua, guardano la situazione, ci voglio, che stanno peggio di noi. E se ne vanno. E pure danno ragione pure loro.
io pure mi facessero un bel mese di vacanze, in coppa a una montagna, in coppa... Mo, sinceramente me ne andrei, che ne so, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, un bello chalet in montagna, un bel lago e un barbecue, io. Ci tu c'erano chi mascherine, che si stanno guaiati, ci siamo a mischiare a Moncino. Te non ha paura. C'è chi deve non ha paura. C'è chi si mischia, chi si cae, poi mangiano. Ma secondo me si sarà spasa la voce, quindi perciò non ci stanno più UFO. Su Italia 2, allora immagino avrei ancora noi, no? Me lo devo vedere pure io allora. Vedi, mo stasera faccio non aprire quella porta, va Franci, va. Stasera, va, la porta qua e porta là. Domani è una brutta... Vabbè, ma rimane mica a faticare ancora no? O devi andare a lavorare pure domani? Non credo, no? Franci, non aprire quella porta, va. Stanno te porta, uno si vede in due specchi. No, allora mi vedo pure ancora no, ma ci avrei pure un film. L'esorcista è sempre un film che mi piace, quindi mi sa che mi vedo pure io. Wow, pure rimane si fatica. Chi sti fierro un master 2? Ha fatto la festa di un miliardo, chi sta secondo me? 1 milione di euro ha fatto. Ma quale Francesco, ma quale vai trovare? Accorto, wow, un lupo che lo là, sì, ma sta accorto, eh. Ancora no, un master 2 di fierro. E tiene ragione, chi sta proprio sei esagerato, ma dove vanno buttare tutti questi soldi, sta gente? Io ci ho capito, ma uno da fatica e tutte cose, ma questa è una cosa esagerata. Cioè pure la domenica, questa proprio, sono gente proprio esagerata. Chi fiero. Senti a chi sta come corre con la motocicletta. E ci ho capito, Francesco, ma chi sta esagerato? La domenica invece dice, vabbè, figlio posasti, povera femmina, che ne ha fatto una settimana, rindo. Questo no, ma ancora la domenica che fa scena, no? Ma purissimo, no, dico la coppa mano, questi stanno già 10 ore a fatica tutta la settimana. Ma la domenica chi può fare sta a casa, no? Certa gente sta esagerata proprio. Guarda, solo quando tenevo un bar, io ero padrone ad esempio, eppure non voleva, eppure mi rendevo conto che era schiavi che lo bar che tenevo. E per forza, grazie, si fa fatica pure la domenica, 10 euro, pure la domenica compreso. Se non è te, non può essere. No, 10 euro al giorno a fatica, può pagare buono quanto vuoi, ma comunque sono 10 ore di fatica. Fa 70 ore settimanali. Fai conto, come regola, per quanto ricchio fanno. Cioè tipo 70 ore settimanali, salute. Sono patate, si crescono. Sì, vabbè, ma non si mette che non è una brava persona, non giudico questo, eh. Però, sinceramente, voglio dire io, penso che la maggior parte sono tutte donne, no? Ma le vuoi far stare a casa con i figli, con il marito, chi sia? Ah, meno male, pensavo che faceva fino a sera. Ma magari, diciamo, comunque di 4 rimane a mattina, te sa, fino a mezz'ora. Comunque sono sempre 8 ore a finale. Poi chi sacrifici. No, non è casa tua, dico, tu puoi stare con i figli, dico. Io parlo in generale, no? Delle altre signore che lavorano con te. Lo so che tu non ce l'hai, però io parlavo in generale che le signore che lavorano con te, a magari una volta alla settimana stare col marito, con i figli.
con i propri familiari e invece non lavorare tutta la settimana, questo volevo dire. Vanno a male e fanno buono. Vabbè, ragazzi, vi saluto a tutti. Ci sentiamo domani, quindi vado a vedere pure io l'esorcista. Mi vado a fare pure io una bella doccia. Ci sentiamo ragazzi, buona serata a tutti. Ciao Incoronata, ciao Grazia, ciao Fra. Quindi mi sa che pure io vado a vedere. Non ci sta nulla ragazzi, quindi abbiamo consumato i programmi TV. Magari guardo qualche cosina. Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao ancora no, ciao. Buonasera a tutti ragazzi.